Benedetto sei tu, Signore, del cielo e della terra, che nella radiosa luce del Cristo risorto ridesti l'uomo e il mondo della vita nuova che scaturisce dalle sorgenti del Salvatore. Guarda a noi tuoi fedeli e a quanti si ciberanno di questo pane, umile e domestico richiamo alla resurrezione di Cristo e all'Eucarestia. Fa che ci apriamo alla fraternità nella gioia del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore, che ha vinto la morte e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo e l'adesione a Cristo crocifisso e risorto per la nostra salvezza. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Dice, ma il pane non lo benedice. La benedizione è indirizzata alle persone, di conseguenza a quello che le persone mangiano. Buona serata a tutti, buona continuazione. Grazie Padre Francesco, sempre vicino a noi nella confraternita. Ora ascolteremo il maestro Vitale, che è un maestro di tromba di Torretta, del comitato San Calogero di Torretta, che eseguirà un brano di San Calogero, e poi vi potete sedere benissimo che alle 9 e qualche minuto inizieremo uno spettacolo di arte, di cultura, di danza, dove racconteremo la filiera del pane dal grano fino ad arrivare ai pani votivi. E durante questo spettacolo daremo i pani che la confraternita dividerà. Un applauso, grande maestro Vitale, ringraziato. Se vuoi anche la poesia può leggere. Di medicina conoscevo corpo umano, quel malato da vicina che su d'oro li tomano. Sparti il corpo li salvasti puri spiritualmente, e l'unguento che ci davi era Cristo, pulsanti. Salutasti Calcedonia, che era tua terra natale, a Cartago ti imbarcasti per prodare i nostri vali, con il compito gravoso di convincere gli italiani a rinnegare il paganesimo, a diventare cristiani. San Calogero eremita, tribulata fu la tua vita. San Calogero Mussumeri rafforza fede ad ogni fedeli. Era un santo della Chiesa, uno dei più coraggiosi, davi cibo e sollevo ai malati e ai lebbrosi. Ti lanciavano lupane di lauto di barcona e mettevano a menestra fora di liportuna. Tu non eri stanziale, con nuda fissa dimora, sulla sciacca ti fermasti in una grotta che dà ancora. Cacampasti solitario fino a quasi 100 anni, di Luvosco di Montecronio, tra gli stenti e gli affanni. San Calogero eremita, tribulata fu sua vita, San Calogero Mussumeri rafforza fede ad ogni fedele. L'ulatti di una cerva che era assai mansueta, frutta fresca e verdura furono la tua scarsa dieta. Ma ogni giorno un cacciatore che la cerva vitti sola, con una micidiale frecciata ci trapassò la gola. Arcadio si chiamava e dopo si pentiu, tu allora perdinasti e Iddo si convertiu. In Sicilia tu di voti nei paesi ne hai tanti, di recente diventasti produttori migranti. San Calogero eremita, tribulata fu tua vita. San Calogero Mussumeri rafforza fedi ad ogni fedele. Grazie professore Vitali. Il tempo che ci prepariamo con gli artisti e diamo inizio a questa bella manifestazione. 10 minuti.
tutte le persone che sono sedute nelle palle vi dovete spostare, perché là ci saranno due scenografie, tra cui una del cavallo è un po' pericolosa, quindi dobbiamo stare anche per la sicurezza un po' lontani di là. Vi mettete indietro. Intanto sulle balconi, diciamo, del piazzale ci sono, e voglio un applauso, una ventina di nostri concittadini pittori che stanno dipingendo tutto ciò che il nostro caro Elio ci ha donato e li stanno dipingendo. Un applauso. Sono qua dalle 5, Filippo e tutti gli altri di Casa 15 pure, tutti qua per onorare la festa di San Calogero, ma anche il nostro amico Elio. Grazie. Per favore, quindi spostatevi di là, è anche un momento di sicurezza, per favore. Gli attori qua che dobbiamo iniziare. Tutti gli attori qua, grazie. Vi ringrazio della vostra presenza e vi auguro un buono spettacolo. Grazie. Allora. Quartiere San Giovanni. Pensate che una volta questo quartiere veniva chiamato Lucasale, perché dice che c'era un casale, una macina, un mulino, un funnaco. Come casa perché è un funnaco? E intanto un padrone del casale era immediato, c'erano certi picciotti che si sentivano caggiazzi e si atteggiavano per imitare i signorazzi. Ma di sto mondo di farsi e bellezze sono sue cose semplici le vere ricchezze, come un pane. Un pane è mentuato no Padre nostro, frutto del sudore dell'uomo, frutto della stanchezza, ma frutto è grande ricchezza. Ciao Andò, come va? Lo saggio che si sa zoppa la mula. Cioè, a proposito, questo è Donio Cacaligna, un amico mio di vecchia data, cosa da non scambiare con Mascio Antonio, un altro amico di grande talento, che è bravo a cantare sempre una canzone, ma non solo una, tante canzoni, e per questo voglio un applauso a mio compare, Antonio Zarconi. Il pane, questo bene prezioso, duro da guadagnarselo, come i vecchi conditori di una volta, quando si recavano nei campi per la metitura, per zappare la terra quando si seminavano. E questo è un canto antico, che è un'imprecazione, Sant'Agata che alto lo sole, fallo per carità, fallo calare, perché duro era quel lavoro, duro erano quelle condizioni per questo bene prezioso che era appunto il pane. Sant'Agata che alto lo sole, fallo per carità, fallo calare, tu non lo fai no, per un padrone, ma fallo queste povere cristiane. Tu non lo fai
unni si terra moggio le liane, unni si terra moggio alle liane. 16 ore stai alla Brucone, le rine se ne mangiano le cane, e tu ne dona l'acqua di padrone, un si terra moggio le liane, un si terra moggio le liane, un si terra moggio le Storia di Mussumeli. Scusate, mi posiziono sotto la luce. Secondo antichi storici, Mussumeli deriverebbe dalla parola latina Mons Mellis, monte di miele. La tradizione dice che chi costruì la prima casa trovò nel luogo degli alveari e assaggiando il miele ne ebbe il muso imbrattato. Così il paese prese il nome da Mussu di Meli e non a caso lo stemma di Mussumeli rappresenta 3 torri attorno alle quali volano delle api. La tradizione degli imbracoli, da atto privato e familiare, si trasforma in un evento collettivo, acquistando quasi una valenza comunitaria. Tutto merito del Comitato dei Festeggiamenti di San Calogero, che ha scelto di omaggiare la tradizione, quel passato fatto di atti di fede semplici e autentici, con una vera e propria sagra, la sagra degli imbracoli, giunta quest'anno alla 10ª edizione. Sono le donne del quartiere, ma anche degli altri rioni, impegnate a impastare e preparare il pane, cotto nei panifici. Il quartiere di San Giovanni, tutto unito, per festeggiare il Santo Eremita secondo la tradizione. Con il cisco che dice 100 a 100
beati, signori miei, come nella grigna, questo sudore di la frundi, la buona gente coglie lo frumento. Sono rapiti, sto bello pane non ci fosse. Vi presento un poeta di tutto rispetto, amici nostri. Uzzo Toriddu, Cappalonga. Pronto? Sì, eccomi. Bene, io ringrazio l'amica di avermi presentato in modo così eccellente. Ringrazio tutti gli organizzatori per avermi voluto qua stasera, ma io sono di Mussomeli chiaramente. Voglio ringraziare anche un carissimo amico che non vedevo da alcuni anni e ci voleva questa bella festa per incontrarlo. Si chiama Giuseppe Petix, il nostro carissimo amico che è rappresentante della lingua, ha un bel gruppo, Accademia della Lingua Siciliana, dove appartengo anch'io e molte volte posto le mie poesie nel suo gruppo, quanto chiaramente sono scritte in dialetto. E lui è uno degli artefici, uno di quelli che lotta per la nostra madrelingua, che poi sarebbe la nostra lingua siciliana. Non ci dobbiamo mai vergognare di parlare in siciliano, dobbiamo essere orgogliosi e onorati di saperla parlare. Di conseguenza io vorrei declamarvi una poesia chiaramente in dialetto siciliano. È stata scritta un po' di tempo addietro, parla del grano, visto che il nostro tema è il grano che noi qua ne abbiamo in abbondanza sinceramente, mangiamo volentieri così, però se guardiamo a livello globale non tutti hanno la nostra fortuna. C'è chi per un pezzo di pane chissà che farebbe e c'è chi invece lo prende e lo butta tanto facilmente. Parlo dello spreco alimentare chiaramente. Bene, io ho voluto animare alcuni utensili di cucina, di cui le donne, che ce ne sono tante qua, li conoscono bene, dando loro vita in modo che questi parlano e vediamo cosa dicono di noi esseri umani. La cucchiara. Legno segno fatta, ma la pignata conosce tutte quante le sue uguali. Si coglie la pastina o la patata, si ride ed è felice, poi triste assai. A volte mi maceda in ogni giorno, perché faccio il suo dovere a cogliere la minestra. Dopo, tagliandosi attorno, vede che ben parecchia già ne resta. Con me si lamenta e con disgusto mi conta sempre chi sta camorria, dicendomi che ti pare giusto lasciare tutto questo ben di Dio per non parlare poi dello coppeno, lo callarone e della remina, e molto spesso coggio un bocatino per le metate di un pranzo di sposina. E giù così che se la sietta tanta roba già cucinata e pronta da mangiare. Certo che un po' reddito che norma per la scorpacciata che si potesse fare. E invece no, la roba che sietta e va sprecata a me mi fa impazzire. Anche se di pane fosse la fetta, bastasse per farmi innervosire. Vi voglio dire una cosa importante. Tutto quello che vi mettete a pranzo, ve lo mangiate proprio tutto quanto, senza aiutare più ancora avanzo. Solo così io fosse felice, compreso me parente, compreso lo coppino, me parente. Pure la pignata e l'affettatrice non potessero più dell'eminente. Grazie. Mi raccomando, vediamo di non sprecare inutilmente i nostri averi, perché c'è chi sa cosa farebbe per avere un pezzo di pane che noi buttiamo tanto facilmente.
possibile che questi Caruso hanno a alzare sempre tutte cose lorde, così si fa. Ora venite a travagliare, forza! Ci hanno a dare balletti, questo, quello. Un cristiano disse lei che ai cacciatori ci si sogna un campere. O campere, per chi non sapete, travaglia per lo barone o per qualcuno che avete in gabbella, dicono che sia l'allevare, signore. Cioè, giusto ci pare. E chi te abballano i Carusi? E vabbè. No, ora vi faccio spogliamento, ma che è? Che c'è cinema, teatro, ma travagliare. Spostiamo, forza! Mamma piglia la scoperta. Come venite, dottore? Ehi, giovanotto! Non si scandasse, signor, che sto di legno, manco per mosche è buono. Forza! Forza è nato capoto che sta passando un cavallo e poi scandate. Ah! Vicino fuoco spampa. Ah! Lo sapete che serve un cavallo, un muro, scegli? E grazie a questo passaggio e allo bel frumento che facemmo nascere lo frumento. Vi dicisti, tagliate ste mani di sta Carusa, di che avete fatte so, ma troppo niente. Ste mani su, mani di massara. E gira, vota. E con lo vento esce lo frumento. Gira, vota e firria. Dica tuo frate se con te un domeno a mia. Un domeno di frumento suo frate. Ma sì, non disse che fu per fame. Vabbè, non può prendere gioia. Dai, attenzione gioia. Sto cavagliuzzo, sta cavagliuzza. Gira, vota e firria. Un bel frumento e nasce lo frumento. Troppo silenzio c'è di sta piazza. Non è, ma compare Donio Zarconi, quando ne fa sentire una bella canzone. Come viene a leggere dal vento e fatto l'uiolo, canto. A nome Dio Santo Sacramento, lo Padre nostro e lo Spirito Santo, lo Padre nostro e lo Spirito Santo.
cicature sono, morì da sola. E amore tu lo sai, sta vita è amara, che sai con la sete mi tortura. Se incontrano in acu lo so guardare, i cicatori sono, morì da sola. Se incontrano in acu lo so guardare, i cicatori sono, morì da sola. Aspetta, aspettiamo a Mario Gero Caluro. Non mangiare un pane. Sì, che sa ci? Tutto a tagliare cagato. Le langue sono piccole, se non volete il pane. Infatti non il cavaliere te ne No, aspetta che aspettiamo a Mario Gero Caluro. Signor, se vedono dopo il succo me ne va. fecero danno, me fai toccare o fondo e non
capisci un enti, la testa è sempre china di pensieri. Senza luciato tu non posso stare, lo cuore batte forti, se tu mi rapi porti, di che sto paradiso è la follia. Vetti nell'occhi tuoi due stelle, che la luce non mense capire, fila di ferro e zucchero, la faccia in bandiera, donne ci battio soli di primavera, e mia tu si una via si cana, da quando arrivi un tempo a chiana, io vengo appresso a te, fiorire poesia, che fai poesia di un mondo sano. Ma faccia bella e senti sta canzone, la canto solo a te, cocciu d'amore, lo sangue mi fai vogliere ne viene, se non ti dio mi vedi morire, la faccia bella casi tua canzone, e io che innanzi a voi scordo i dolori, li bene sono luci, se tu mi doni a pace, io voglio stare sempre alla tua tia. Vetti nell'occhi tuoi due stelle, che la luce non mense capire, fila di ferro e zucchero, la faccia in bandiera, donne ci battio soli di primavera, e mia tu si una via si cana, da quando arrivi un tempo a chiana, io vengo appresso a te, fiorire poesia, che fai poesia di un mondo sano. Io vengo appresso a te, fiorire poesia, che fai poesia di un mondo sano. Bravi! Tangare, ha ragione. Questo è un canto particolare. Mio padre, come questo territorio, era un contadino, ed era un contadino giurnatario. Cos'erano i giurnatari? Dov'è il grande, lo storico, dov'è? Un giurnatario, qui era. Come era un giurnatario? A te dico. Un giurnatario. Mi rispondo, Asaccio per forza, Ascio mio, era, travagliava giornata,
ma c'erano posti, paesi, per paesi, donne, l'uomini di fatica, si raccoglievano la mattina presti e lo soprastante ci va e ci diceva: tu vuoi travagli per mia, tu va a fare un sacchetto. E travagliavano una giornata, poi magari un'altra giornata, ma sicurezza non ce n'era, mascio mia, continuate. Prosit vero. Allora, questo è il contesto e ci fu un momento in cui si andava a lavorare per una giornata, per una imbroglia di quel importantissimo bene che era il pane, per una imbroglia pane. Questa era la vita di una volta, la vita dura del contadino. Questo lo diciamo oggi e dobbiamo dirlo sempre, perché la memoria per le future generazioni è un fatto essenziale per capire sempre qual è la nostra storia e da dove veniamo e conoscere sempre la nostra tradizione. È un canto che dice: padrone mio, ti voglio arricchire, io vengo come un cane, voglio travagliare, vengo lì, basta che tu mi porti a lavorare. E questa era una preghiera, quasi una preghiera. Però dice: quando alla sera tu passi con il chiocco e io mangio pane a cipolla, tu passi con il tuo carrozzino e mi procuri un grande dolore. Padrone mio, padrone mio, ti voglio arricchire come un cane, io voglio travagliare. Quando alla sera assettato pescare, pane e cipolla io tengo a mangiare. Passaro cocchio dello padrone, lo polverone morire mi fa. Gioia, Fofo che si dice annidia, da lei, non è capita lì, arrivi, Fofo, addio te, addio mio, Signore va a benedire, rinuzzo. Allora, gioventù, quella sappi che è la molitura, la molitura, tu sappi
ci togli un colpo di scopetta. No, non lo sapevo. E allora di qui? Dillo a tuo caso, aspetta. Dovete sapere, signore me, nanci immaginammo lo frumento, l'ho visto, no? Con una bella ruota di pietra. Sta pietra dura che macina tutte cose. E chi tasce? Se non sapete stavolta però... Sì, l'olio con l'olio, la farina. Però a pietra è sempre china che ti sta sempre la stessa. O per l'olio o per la farina. Dicono che gli americani e gli tedeschi possono fare tutte cose automatiche. Tutto meccanico. Te ne andate a dire che l'uomo si mette di lato e comandano le macchine. Quanti babbiate a scofo! Ah, che si dice? Che dici, tuo figlio? Comunque, gioventù, parliamo di cose serie. Non è che non è quante cose sono gratissime. Che c'è un bene, a benedicito almeno. E allora se benedice, a posto, mangiate con salute, gioventù. Io feci bene nella Agrigento, una squadra di giornatara e chiamavo un amico mio che si chiama Greggio. Ma st'amico mio, eccolo niente, mi portai sti belli figli per travagliare con l'altro. E dopo sta molitura arriva sta farina. A Monini in gioventù, domani mattina. Siete ora, che è una farina. Bravo.
Bravissimi. E siamo qua. E siamo qua. Bravi, bravi. E siamo qua. Gioventù. Facemmo sentire sto bello coro che fu fondato per ricordare un ballino, no? Come si chiamava? Paci Deco Di Vincenzo, che sono scordato signora, di ripeto. Ma volessi sentire però quello che parla di mangiato. E allora parlammo, compare mio. Buonasera a tutti. Buonasera. Volevo prima dire due parole sul brano che abbiamo fatto all'inizio della nostra esibizione. L'inno a Mussomeli è stato scritto da un nostro compaesano, il signor Nino Canalella, conosciuto come U Carrettiere, che ha creato appunto questo inno per Mussomeli, che è stato poi messo in musica dal maestro Peppe Noto e da Leo Curiale. Quindi gradirei un applauso al signor Canalella, che ormai non c'è più, che ci guarda appunto da lassù, che si è interessato molto di tradizioni e di cultura. A Mussomeli ha lasciato veramente un grande patrimonio, sia artigianale che artistico. Ora noi canteremo il Cantico delle Creature nella versione di Branduardi. È una lode a Dio fatta tramite le parole di appunto San Francesco d'Assisi, che lo ha creato questo Cantico delle Creature nel lontano 1224 circa. Quindi buon ascolto, e dopo il Cantico delle Creature nella versione di Branduardi intoneremo l'inno a San Calogero, visto che appunto San Calogero ha una parte importantissima nella festa del pane. Grazie a tutti e buon ascolto. La
San Calorio, no? Lì la cupola. Ci sono certuni che hanno fortuna in sta vita, che hanno un nome di grande importanza, come Caloguarino, come si chiama lei? Caloguarino, vero? Può dire sì o può dire no? Sì? No. Ebbene, questo nome, Calogero, sanno come si chiamava? Che è successo? Signor Guarino. Signor Guarino, non è? Venisse con mia. È un bello che tagliava. Vieni il caccio, e attenzione a piccinetta. Sta a seccare con mia. Allora, ossia, esiste, attenzione che c'è. Ossia, Caloguarino si chiama Calogero. Usonanno come si chiamava? Calogero. Tutti Calogero. Calogero, sappi che viene a dire? Buone o belle vecchio. Ma non c'entrava nella traduzione, Eccoci. Vedete, sono nipote che è bravo, me la gevavo. Perciò, ora parliamo di cose serie. Io la inguardavo perché la via inguardare. Ah, volete inguardare? Sì, la via inguardare. No, avete dopo, però me lo scangiavo, un creatore che mi tagliava, disse, ma va a perdonare, signor lei mi perdona. Ora, il discorso di San Calogero. San Calogero è un santo, ora parlo in italiano perché, sì, è un santo molto particolare, venerato in tanti paesi della Sicilia, anche altrove. Le traduzioni del nome sono varie e soprattutto è un santo che, come lei sa, era di colore. Lo veneravano tantissime persone. Qual è un ricordo di suo nonno Calogero? Un ricordo bello di 2 minuti. Era molto appassionato della nonna. Perciò era un credente. Vede, oggi la gente non crede più. La gente non crede a niente, purtroppo. E questa è la povertà di spirito e penso una dei grandi problemi della nostra società. Tant'è vero che ci sono ragazzi che combinano porcate e i genitori li giustificano. Allora io la ringrazio, un applauso al signor Calogero, grazie mille e ancora auguri. E volendo ritornare sul discorso di San Calogero era un santo di colore che aveva dei poteri di guarigione e addirittura si dice che fossero 3 fratelli. Sì, 7. Gli è venuto morto, signora, poi ci spiego perché. Si dice le leggende, però le situazioni più, diciamo, che hanno più fondamento storico, dice addirittura che possono essere stati 3 fratelli che sono venuti e guarivano le persone. Ma non è che facevano magia, applicavano la fede, ma anche un po' di scienza. Utilizzavano l'acqua mindina, per esempio. Spero che qualcuno sappia che cos'è l'acqua mindina. Non lo sa, signore? Scherziamo o no, signore? Allora, questo santo, che veniva venerato in tantissimi posti, oggi, immaginate, rinasce ed è in mezzo a uno di questi ragazzi di colore che sono qua in Italia, che magari nemmeno li guardiamo, anzi, li schifiamo. E questo ci dovrebbe fare riflettere. Non vuol dire che l'Italia e la Sicilia può accogliere tutti, però guardare chi viene da fuori, non per forza di colore, con un po' di tolleranza diversa. Pensate che qui ci sono dei medici argentini che stanno dando possibilità ancora al nostro ospedale di non spegnersi. Sicuramente il legislatore capirà che bisogna dare un impulso, per esempio alle università, per togliere il numero chiuso in medicina. Ma dici, chi ci trase San Calogero? Ma San Calogero era meglio di un dottore, guariva a tutti. Adesso dovete sapere che ha guarito una cerva ferita
Sì. Quella cerva ferita lo ha nutrito quando si è rifugiato in una grotta vicino Sciacca, nel Monte Gronio. Poi un cacciatore uccise la cerva. Quando si accorse che quella cerva era quella che cibava il santo, se ne pentì perché era stato battezzato proprio da San Calogero. La cerva morì. San Calogero dopo 40 giorni morì pure, ma quest'uomo si convertì e fece una comunità proprio devota che doveva portare avanti ciò che aveva insegnato questo San Calogero. Ora io voglio chiedere a San Calogero di poter benedire tutti voi, benedire le vostre famiglie e benedire questa magnifica città di Mussomeli, e voglio fargli arrivare un applauso ovunque egli sia. Viva viva San Calogero! Buonasera a tutti. C'è una parte, diciamo, istituzionale che durerà qualche minuto, quindi cercheremo di non annoiarvi, semmai la parola è quella esatta. Vedo che insomma la serata è stata organizzata bene, sta andando bene e quindi meglio così. Mi hanno coinvolto per due fasi. Uno è la presentazione di un progetto che sta nascendo in tantissimi, di cui cureremo la redazione, io e qualche amico, sta nascendo in una trentina di paesi in tutta la Sicilia, dove
c'è San Calogero o come santo patrono o come comunque tipo Mussomeli festeggiato e venerato, e dove c'è l'abbinamento dell'offerta del pane. Quindi sapremo essere più precisi, ancora più larghi, ecco, nell'esposizione, quando man mano porteremo avanti questo progetto, che, ripeto, l'idea è quella di portare delle iniziative come questa, migliorandole ogni anno, e portarle in tutti i paesi, in tutti i comuni, in tutte le città che aderiranno a questo forte e grande impegno che abbiamo già cominciato a mettere. Sono previsti intanto una serie di piccoli interventi e chi, se non cominciare a livello istituzionale con il padrone di casa, e infatti invito il vostro sindaco, il nostro sindaco Giuseppe Catania, l'onorevole Giuseppe Catania, a portarvi il suo saluto. Grazie, buonasera a tutti, grazie a Rino. Amico di vecchia data, amministratore di vecchia data, con cui mi lega un rapporto di stima e di amicizia. Grazie ovviamente alla confraternita di San Giovanni, che ha organizzato insieme, coinvolgendo altri enti, ed è questa la cifra che voglio sottolineare, cioè la necessità di fare squadra, di fare rete. Quindi grazie anche, come dicevo, alla confraternita, grazie all'associazione Don Diego Di Vincenzo per la partecipazione sempre puntuale, grazie all'AICS che, ha detto bene Rino, sta portando avanti diverse iniziative nel nostro territorio, e anche come Comune di Mussomeli abbiamo voluto aderire e partecipare a queste iniziative, proprio perché crediamo innanzitutto nella sinergia tra istituzioni, e proprio in questa direzione permettetemi un saluto particolare agli amministratori degli altri comuni. Abbiamo qui presente il vice sindaco di Caltavuturo, che adesso darà anche lei un saluto, ma come dicevo volevo sottolineare questa necessità di sinergia anche in un'ottica di sviluppo locale, perché abbinare la fede, la religiosità anche allo sviluppo dei flussi turistici credo che sia un elemento assolutamente importante, peraltro un elemento efficace, se è vero come è vero che in questi ultimi anni stanno crescendo sempre più le iniziative legate ai flussi turistici, come ad esempio le vie frangigene o altro ancora, e questo a testimonianza del fatto che è un'occasione importante anche per far visitare i nostri territori. La chiudo qui, altrimenti rischio di fare un comizio, semplicemente augurando a tutti voi, miei concittadini, una buona serata. Il tempo oggi lo permette, la musica è ottima. Buona serata a tutti e buona visione ancora. Grazie sindaco onorevole, grazie Giuseppe, dai, ci possiamo continuare a dare del tu, ci mancherebbe. Adesso, come già il sindaco di Mussomeli annunciava, altra presenza istituzionale è quella di Giusy Romana, vice sindaco di Caltavuturo in provincia di Palermo. Buonasera a tutti, per me è sempre un onore e un piacere rappresentare la mia comunità. L'amministrazione è vicina alle iniziative che vengono promosse da parte della confraternita, e quindi essere ancora qui vicino a loro è un supporto, ma anche una maggiore opportunità per far conoscere le nostre tradizioni e le nostre culture, soprattutto anche il nostro territorio, nonostante si trovi con qualche chilometro di distanza in più rispetto a voi i paesi vicinori. Io vi ringrazio per l'invito, grazie al sindaco, alle cooperative, alle associazioni che ci hanno invitato, e spero comunque che anche voi un giorno potrete raggiungere il nostro territorio per poterlo conoscere. Grazie e buona serata a tutti. Bene, grazie al vice sindaco di Caltavuturo. Il pane
Il pane è elemento trainante, elemento che collega le varie comunità e i vari comuni. Avete visto esposti, gli organizzatori lo hanno distribuito, poi qualche cosa che rimane gli organizzatori mi hanno detto che lo porteranno anche nelle case di riposo, eccetera eccetera, quindi questa è la continuità di un'iniziativa che fa veramente bene anche nel sociale. Quindi chi ha portato, chi ha costruito il pane, l'elemento comune è che in tutti i paesi la motivazione è sempre la stessa, il pane come elemento nutrizionale, il pane come primo alimento nato nella storia dell'uomo, forse dopo la mela, ecco, poi è nato il pane. Quindi grazia chiesta, grazia ottenuta, il ringraziamento è o una parte del corpo se la grazia richiesta riguardava una parte del corpo o in generale la raffigurazione di una raffigurazione appunto umana in onore e per la fede che c'è in San Calogero. Io così in ordine sparso chiamerei la Proloco di Campofranco, e non perché sono di Campofranco, ma cominciamo. Calogero Termini, così. La Proloco di Campofranco come Sagra dei Puttane, ultima domenica, ma non voglio togliergli la parola, l'ultima domenica di luglio, molti di voi venite a Campofranco, è entrata dal 2021 come bene immateriale della regione siciliana, quindi è già un passo avanti non solo per Campofranco, ma come diceva il sindaco di Mussomeli, per il territorio che tutti siamo chiamati ormai a non essere io campofranchese, tu mussomolese, tu Piercovivo, eccetera, ma dobbiamo camminare insieme per una crescita. Presidente. Grazie e buonasera a tutti. Sono qui per parlarvi della Sagra dei Pupi di Pane, ma non solo, perché noi come territorio abbiamo delle particolarità speciali. Se noi non li portiamo fuori dal nostro territorio, coloro che sono fuori non possono venire da noi a vederli. Io l'esperienza diretta sulle mie spalle l'ho avuta quando mi hanno invitato ad esporre la Sagra dei Pupi di Pane più di circa 10 anni fa. Io con l'allora vice sindaco siamo andati in Calabria, ad Altomonte, dove non sapevano cos'era un pane con la cigiolina. Non vi sto scherzando. No, a parte il fatto che loro erano in Italia e noi in Sicilia, comunque, tralasciamo il discorso della Sicilia. Lì, da quel momento in poi, gli amministratori di Altomonte hanno invitato la Proloco di Campofranco ogni anno ad esporre i pupi di pane siciliani alla Gran Festa del Pane, dove, sentite bene, erano invitati Cuba, Uruguay, Francia, Germania, tutti i paesi del mondo erano invitati, e credetemi, è un orgoglio da siciliano, non dico campofranchese, ma da siciliano, essere invitato in quella manifestazione. Subito dopo aver capito questo, siamo andati pure in un paese della Calabria che si chiama San Calogero, in provincia di Vibo Valentia. Lui c'era. Oltre a questo abbiamo intrapreso un percorso con delle Proloco e i vari amministratori. Siamo andati a Montescaglioso, con orgoglio sindaco, siamo stati dal sindaco di Matera quando era città della cultura. Spero di andare ad Agrigento, spero. Detto questo, Gero mi fa pressione. Detto questo, volevo solo dirvi una cosa. Abbiamo intrapreso un progetto, si parla di via del Francigena, via delle Sante, via delle Cattedrali. Io ho un progetto, la via del pane, e spero che riesca. Grazie a tutti e buonasera. Grazie Presidente.
Altra confraternita presente a Mussomeli è quella di Caltavuturo con Calogero Castellana, che è il del gruppo. Sì, buonasera a tutti, grazie per gli inviti. Non sto qua a tediarvi affinché si possa andare avanti con lo spettacolo, soltanto alcune riflessioni. Io rappresento la confraternita di San Calogero e 2 anni fa la confraternita ha compiuto il centenario, quindi 100 anni dalla fondazione. In quell'occasione abbiamo messo su un progetto, ovvero quello di mettere in rete comitati, confraternite e organizzazioni che rappresentano le festività di San Calogero. Adesso abbiamo messo tutti assieme in mente un obiettivo, quello di fare rete attorno alla Via del Pane. Questa è la terza tappa. Avremo modo di portare avanti con altre comunità, si aggregheranno a noi comunità come quella di Naro, Porto Empedocle, San Salvatore di Fitalia, dove sono forti le tradizioni legate a San Calogero, e perché no anche Agrigento, che nel 2025 sarà città della cultura. Il pane è indissolubilmente legato al ciclo del grano. Prima di noi ci sono stati insigni cultori delle tradizioni a parlare di questo, ne cito soltanto alcuni: Pitrè, Salamone Marino, Buttitta, Cusumano e non ultimo il professore Nino Frenda, che ha contribuito a far assegnare ai pupi di pane di Campo il riconoscimento di bene immateriale della regione Sicilia. Tutti assieme, se ci crediamo, possiamo far rivivere i nostri territori. Nell'era della globalizzazione, in cui si parla sempre di rimaneggiamenti, di emigrazione, cerchiamo di fare la nostra piccola parte, di dare un contributo e step by step, gradino dopo gradino, tutti assieme porteremo avanti il nostro territorio. Grazie a tutti. Grazie Calogero, non poteva chiamarsi altrimenti, dico Calogero eccetera. Ci sono anche gli amici di Torretta, sempre in provincia di Palermo. Quando dice dov'è Torretta, quando andiamo a Punta Raisi a prendere l'aeroporto, Capaci, Cinisi, Torretta eccetera. Salvatore Carec. Buonasera a tutti voi, grazie, vi saluto con il motto calogeriano, che San Calogero, come si nota già nel petto c'è scritto in nomine Domine, in nome di Dio. Ecco, l'essere umano deve sempre agire in nome di Dio. Qui accanto a me c'è il presidente dell'associazione dei giovani di San Calogero di Torretta, io sono un collaboratore del presidente, in cui a sua volta abbiamo recuperato ecco, la tradizione del pane, perché già da molto tempo Torretta aveva perso questa devozione di donare il pane a San Calogero. L'aveva perso per diversi motivi, futili motivi, in cui è stato nostra cura soprattutto riprendere questo culto, questa donazione, perché il pane, come sappiamo bene, è l'alimento principale dell'uomo. Nell'uomo in 2 fasi, perché anche teologicamente, liturgicamente la Chiesa ci insegna che il pane diventa il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Nella segreta si dice: benedetto sei tu Signore, Dio dell'universo, da questa bontà infinita abbiamo ricevuto questo pane. Ecco, noi siamo grati alla comunità di Mussomeli per averci ospitato oggi, siamo molto grati alla comunità di Caltavuturo che ci dà, tramite il dottore Castellana, ci dà proprio consigli, a volte ci scuote come muoverci, perché siamo i giovani di San Calogero. E sapete che i giovani oggi cosa sono? Cosa sono i giovani? Abbiamo bisogno di consigli, abbiamo bisogno di onestamente. Ecco, abbiamo portato questo pane, ci è stato offerto dai forni, perché abbiamo chiesto
gratuitamente ci è stato dato. Gesù diceva: chiedete vi sarà dato, bussate vi sarà aperto, e così è stato. Siamo proprio qui proprio per dire, ecco, la figura di San Calogero, che è quella figura che dall'Oriente proprio è venuto a chiedere cosa? A chiedere la fede, principalmente la fede, e lui ha chiesto la nostra fede, però ci ha detto di ricambiare la fede nel credere alla Santissima Trinità. Vi ringrazio tantissimo. Grazie anche agli amici di Torretta e per ultimi, ma non perché sono gli ultimi, i padroni di casa, la confraternita di San Giovanni, giusto? Non volesse sbagliare a Mussomeli, vabbè. Santissimo Sacramento qui a Mussomeli. Buonasera a tutti, sono stato invitato da Mario Gero brevemente per fare la storia della devozione di San Calogero di Mussomeli. Il quartiere di San Giovanni, detto di Casali, abbraccia una buona fetta del centro storico di Mussomeli. Tante sono le feste parrocchiali, tra cui la tradizione di San Calogero eremita, introdotta nel 1800 circa. La statua è di autore ignoto, è stata fatta costruire dal vicario foraneo sacerdote Stefano Minnella, destinata alla parrocchia del Carmelo, ma poi è andata a finire nella chiesa di San Giovanni. La festa di Mussomeli si svolge l'ultima domenica di agosto. La statua anticamente usciva nel primo pomeriggio per arrivare in tante zone, strade e stradine, nel cui gli anziani ricordano il passare della stretta via Capodici per affacciarsi e fermarsi verso i carceri in via Giacinto Bellanca. Negli anni 70 arrivava fino all'ospedale e anticamente veniva portato a spalle per essere poi portato sopra il trattore. Dalla forte devozione la tradizione di imbriacoli di San Calogero, il pane particolare impastato e pannellate di uovo, aventi forma di braccia, gambe, testa o corpo completo, tutto come espressione di gratitudine per grazie e guarigioni ricevute. Soltanto nel 2011 questa devozione è stata abbinata come sagra, con la distribuzione a tutti i presenti. Così, da atto privato e familiare, si è trasformata in un evento collettivo, acquistando carattere sempre religioso, comunitario. E quel che in passato era solo atto di fede semplice e autentico, oggi è una vera e propria sagra d'amore e devozione verso San Calogero. Viva San Calogero! Buonasera a tutti, scusate l'interruzione, sono il segretario della confraternita del Servizio Sacramenti di San Giovanni. Abbiamo organizzato questa bella festa anche grazie in primis a Mario Gero qui presente e poi anche alla partecipazione sia di altre confraternite tipo di Caltoloturo, di Torretta, Campofranco e Torretta e poi grazie anche alla collaborazione di molti parrocchiani, anche non parrocchiani, anche i forni che hanno collaborato, hanno messo il pane gratis, la farina gratis. Volevo dire un concetto importante, cioè l'importanza delle tradizioni. Secondo me un paese che non rispetta le tradizioni è un paese che magari è diverso soltanto per particolarità paesaggistiche, che non rispetta la tradizione, è un paese che non ama la cultura, non ama la sua storia. Quindi ribadisco e mi rivolgo soprattutto ai giovani l'importanza delle tradizioni. Desideravo pure ringraziare le autorità sia di Mussomeli, nella persona del sindaco l'onorevole Catani, l'assessore Sebilo Conte e anche la vice sindaca di Caltoloturo, non ricordo in questo momento il nome. Giuseppe Romana. Va bene, buonasera, la parola al Presidente. Va bene così. Allora ci avviamo a questa fase conclusiva, però le manifestazioni continuano. Io prima di lasciare il telefono, c'è un motivo perché ho detto il telefono. Il microfono a Mario Gero Taibbi, sono contento di una cosa, perché da stanotte
non mi telefonerà più né alle 3 né alle 4 né alle 5 di notte, non tanto facendo preoccupare mia moglie perché dice quega ti chiama di notte, poi dice Mario Gero le preoccupazioni sono aumentate, dico, manco se fosse una figlia. Questo è uno degli artefici di Mussomeli insieme all'amministrazione, insieme a Sebilo Conte eccetera, perché queste cose hanno bisogno della continuità, come hanno bisogno della continuità a Mussomeli, a Campofranco, a Torretta, a Caltravuturo e in tutti quei centri dove il progetto del pane abbinato a San Calogero toccherà diciamo, questa nostra iniziativa. Vi lascio a Mario Gero Taibbi, grazie a voi. Allora, abbiamo ultimi quarto d'ora di spettacolo, non abbiamo finito. Prima di passare ai ragazzi di Agrigento, che io li ringrazio, facciamo per sicurezza dell'ordine pubblico la premiazione al cavallo Alfandino, che può venire qua, il sindaco Giuseppe vieni, perché così lo liberiamo anche per una certa questione di sicurezza, un cavallo là magari, sì. Allora, se viene, e mentre i ragazzi di Agrigento si preparano, e poi si prepara anche per il ricordo ad Elio Di Salvo, si preparano Arturo e tutti i pittori che sindaco, hanno dipinto tutto questo insieme alla confraternita di Mussomeli. Abbiamo fatto un sogno che voleva Elio e l'abbiamo realizzato. Grazie a tutti. Un applauso a questa bambina che entra con il cavallo. Leggiamo la dedica che c'è, decima sacra Imbracule di San Caloiro, la via del pane, terza tappa, sono senza più. Un ringraziamento speciale a Franco Murana e complimenti ovviamente alla nostra piccola Fantina che con grande professionalità ha condotto questo splendido cavallo. Brava Sofia! Brava! Grazie alla famiglia Murana, al sindaco, e continuiamo lo spettacolo con i ragazzi di Agrigento. Questi ragazzi fanno parte da ICS e insieme a quelli di Mussomeli, tutti e due, sono stati bravissimi. Facciamo un applauso alle due scuole di danza di Agrigento e Mussomeli. Tra l'altro questi ragazzi stanotte faranno un altro spettacolo alla Valle dei Templi, quindi pensate quante estate faranno, erano contenti di venire qua. Grazie Denise.
Buonasera a tutti. Poco fa commentavo con un mio compaesano per la bella serata che avete realizzato, ragazzi. Io lo sapete che quando ci sono queste cose Sebbi è in prima linea e devo dire che devo fare i complimenti davvero prima a Mario Gero che ha coordinato questa bellissima serata, e dobbiamo fare davvero un grande applauso perché sappiamo cosa significa organizzare. E poi al nostro caro presidente Vincenzo Bertolone che, diciamo, nonostante i suoi lavori, nonostante la fatica, è sempre dietro alla confraternita, e questo ti può fare onore, Vincenzo, perché hai una bella squadra, hai a Silvio Messina che ti collabora, tutta la confraternita, ma la cosa più bella è la comunità di San Giovanni che è sempre unita, e dobbiamo fare un applauso ancora perché quando una comunità è viva questo è il risultato. Questo è il risultato e l'avete dimostrato l'altra sera quando avete fatto la tavolata per la cena in bianco, l'avete dimostrato stasera, l'avete dimostrato anche negli anni passati, e questo è bello. Ragazzi, dovete continuare così perché tutte cose sempre un po' fare, quindi è giusto così. Mario Gero, continua, ancora ti faccio i complimenti perché hai saputo organizzare una manifestazione ricca di cultura, di danza, di musica. Bravo, 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 bravo. E un altro applauso lo dobbiamo fare ai nostri artisti mussomolesi e non, che hanno oggi anche un'idea che hanno avuto loro della confraternita, un po' tutti, che hanno decorato le nostre anfore che ha voluto il nostro caro Elio, che anche questa sera Elio sarà contento perché oltre all'amministrazione, oltre alla Proloco che l'abbiamo ricordato l'altra sera per la cena in bianco, anche gli amici di San Giovanni stasera lo stanno ricordando, e questo vuol dire che è stata una persona che ha lasciato il segno, ha voluto queste anfore, e i nostri artisti di Mussomeli e non, anche quelli che vengono da fuori, alcuni sono argentini, alcuni sono dell'Ucraina, comunque tantissimi, avete fatto un'opera d'arte, avete dato ancora valore a questi vasi che arredano in maniera strepitosa questa bellissima piazza che è la Piazza del Popolo. Grazie anche a voi artisti, facciamo un applauso perché se lo merita, perché loro sono sempre disponibili nel abbellire il nostro paese. Quindi ancora grazie Mario Gera, ancora grazie Presidente per il vostro impegno e per quello che siete riusciti a fare questa sera. Grazie. Grazie Sebbi, io una cosa volevo dire, tutto questo non si realizzava se accanto a me non c'erano questi stupendi ragazzi che ho stressato 15 giorni, anche le donne di stamattina, tutta la settimana con me. Grazie davvero, grazie a voi, perché si vince tutti insieme, vince la squadra, non vince Mario Gero, vince la squadra. Bravi, complimenti, grazie di cuore per quello che avete fatto. Perché la sorce per la mostra fotografica, il nostro parroco padre Francesco Miserentino, e poi soprattutto un ringraziamento, un applauso a due ragazzi fenomenali professionisti che sono Salvatore Giardina e Vincenzo Sabbia. Senza di loro questo stasera non c'ero. Hanno una grande professionalità, io li ringrazio. Non era facile in videoconferenza fare tutto questo. Grazie Salvatore e Vincenzo. Tutti i miei amici da Agrigento, da Porto Empedocle, da tante parti della Sicilia, vi ringrazio veramente. Velocemente andiamo alla premiazione. Iniziamo con l'associazione Kairos, premia il cassiere Massimo Misteretta. Associazione Kairos, vieni amico. Dai. Sì. Dai Pitanza. A volte fai tu il sindaco, ora ti diamo un premio a te, dai. Sì, è certo. Anche tu, e domani mi raccomando un bell'articolo su Teleagra, se no te lo togliamo. No, ti abbiamo già pagato con questo. Grazie sempre mio amico, grazie. E allora andiamo al Battichiè, l'associazione Futtitinni che ci ha dato un ricordo per Elio, premia il nostro consigliere tuttofare Roberto. Vieni Roberto, vieni Arturo. Grande Arturo, grande artista e grande cuore soprattutto. Prego. Ah, di Arturo.
allora ha realizzato una bella mostra insieme all'associazione, che ora la chiameremo di Bertolone, premia il consigliere, vieni Enzo, va Michela Sorce. Grazie. E allora stasera avete visto, lui, sapete cosa lavoro fa? Venite qua. Vabbè, già Vediamo chi indovina. Che lavoro fa questa persona? Sacerdote! Lui è un sacerdote, ragazzi, guardate che spettacolo! Un applauso! E a Casteltermine, in tutta la provincia di Agrigento, fa delle cose eccezionali. Mio fratello acquisito, quindi non posso... Era giusto che venisse con me qua in questa cittadina. Grazie Giuseppe per quello che hai fatto. Per l'ospitalità. Vieni qua Michele, per sei la anche tu. Ecco, premio tu. Aspetta che lo prendiamo qua. Sacerdote Giuseppe Petix, non rompere. Michele, uno storico premia uno storico. Grazie mille, grazie infinite, bellissima. Ma come tutte le cose che io ho portato a casa che vengono da Mussomeli sono tutte cose veramente belle. Grazie. Come tutti gli spettacoli, accanto a un grande uomo ci vuole una grande donna, e quindi Nuccia Grassonelli di Porta Empedocle, lei fa una bella associazione che si occupa di arte e cultura. Porta Empedocle fa parte della CS, premia, vieni qua, Mario Gengo, che anche lui è stato con noi. Vai Mario, alla nostra Nuccia che da Porta Empedocle è venuta, e ti ringrazio a nome mio e di tutta l'associazione. E allora andiamo. Allora, questo evento è stato fatto anche per portare la via del pane, e allora iniziamo subito con l'associazione di Torretta. I ragazzi di Torretta ci sono? Allora premia qua il mio amico. Guardate, questa scenografia l'ha fatta soltanto lui e si chiama Benedetto Valenza. Bravissimo Benedetto. Avanti. Che è la croce del Santo Sepolcro, questa bellissima. Sì. E allora ci siamo conosciuti qualche anno fa. Noi di Mussomeli siamo andati a Caltavuturo, fanno una festa fantastica, 3 giorni fenomenali, e allora ringrazio qua il presidente insieme al vice sindaco e grazie di Caltavuturo e tutti i confrati che sono venuti qua. Grazie, premio il vicepresidente, vieni, lui era in vacanza e è tornato per noi, vicepresidente. Allora è questa, sì. Un applauso, grazie veramente Calogero per quello che hai fatto. Anche noi come confraternita vogliamo omaggiare il comitato organizzatore con la riproduzione della nostra statua di San Calogero. E allora sì, e allora un'altra associazione che non è, diciamo, di fede religiosa ma è molto importante nel panorama provinciale, è la Proloco di Campofranco. Premia il mio amico Giovanni, vieni qua Giovanni. E siccome il presidente deve andare via perché hanno un'altra cosa bella a Campofranco, ha lasciato un altro di Campofranco, Rino Pitanza, che poi gliene dai Rino, vero? Sicuro? E allora anche a te un applauso, dai. Il segretario, vieni qua, Silvio, il nostro segretario che si occupa di tutta la parte burocratica, grazie veramente. All'associazione di Mario Bertolone, che ogni volta non so il nome. Mario, come si chiama? Dillo tu, è molto difficile, io l'inglese non lo so tanto bene. Smile for Life. Smile of Life. Okay, farò un corso in inglese. Vai Silvio. For life, yeah. E vieni qua, Filippo, vieni. Filippo. Anche lui si è speso tantissimo. E soprattutto a Mussomeli abbiamo un'associazione molto importante che è la Don Diego Di Vincenzo. Venite ragazzi, fantastici. Chi viene?
danze, apriamo le danze, sono veramente fantastici. I miei amici vengono da Agrigento e ora devo tornare da Agrigento perché hanno uno spettacolo alle 2 di notte alla Valle dei Templi. Denisi e Daniele, i miei amici, sono venuti qua per me e per tutta Mussomeli. Un applauso, premia, vieni qua Vincenzo. Vabbè, posso dirlo che anche Daniele è amico mio, no? Sì, io l'ho conosciuto grazie al presidente. Daniele è pure amico mio, Denise un po' meno, ma Daniele è amico mio. Perciò, allora cerchiamola qua. Allora, siete stati bravissimi, così come l'altro gruppo. Scusa, abbiamo sbagliato. Ok. Anche le consorelle devono venire qua. Quelli che stamattina hanno fatto il pane, venite ragazzi. E allora, un'altra scuola di danza a Mussomeli, sono bravissimi. La loro insegnante non c'era perché era fuori, ma loro hanno preparato una grande coreografia. Sono la scuola di danza di Daniela Giaffreda e premia Maria, che è un'altra consorella che insieme a Salvina, a Enza e a tanti hanno fatto stamattina il pane. Tantissimi. Quanti chili avete fatto? 40 kg noi. No, solo 40 kg non la squadra, avevamo 7 squadre, moltiplicate per 40, vedete quando c'è. E allora vediamo qua, dai questo. Chi riesce a premiare? Enza, vediamo Enza. Allora, Enza, anche senza il fisso lo possiamo fare, vero? No? Sì o no? Non lo possiamo fare. Sapete perché? Perché Enza fa teatro e chi premia ora è Cappalonga, Salvatore, che fa teatro e poesia. Salvatore, dai Enza, vieni, dai. Lo dico io al comandante, dai. Quindi 2 teatranti che si uniscono. Allora, chi rimane? Allora, se c'è qua Enzo Favilla? I panificatori, chi c'è nei panificatori? Perché abbiamo il nostro amico Vincenzo Torce Calleri, che non è confrate ma fa parte della squadra. Quindi qualcuno, vieni Vincenzo, vieni a premiare, vediamo se ci sono i panificatori che ci hanno... Ah, Favilla, Enzo Favilla, mio compagno di scuola, gli passavo i compiti, ti ricordi Enzo? Bravo. Vieni Vincenzo, un nostro amico che ci ha dato una mano, domani mi raccomando, cama essere. Un applauso a Vincenzo e soprattutto a Enzo Favilla con la sua azienda, che ci ha dato qua, questo. Un bel aiuto, grazie a Enzo, sempre presente. Dai questo, allora Vincenzo premia Enzo. Grazie. Allora, mancano gli ultimi 5 targhe. Io gli dico, c'è Mulino. Allora, dobbiamo ringraziare Sparacello, aiutami Roberto, il bar di Pasquale, poi abbiamo Mulino Madonna dell'aiuto, c'è qualcuno? No. Poi caseificio, dillo tu, dai Roberto. Si spaventa. Caseificio Costanzo, poi? Ah, tutti i forni che erano, Massimo lo sa. Massimo, vieni qua, dai. Non ti scandare, Massimo, dai, no, vieni. Dai Massimo, ti intervisto, dai Massimo. Allora, chi sono i forni? Sullare. Scacco Matto che ci ha portato pure una cella frigorifera importante. Poi Forno Calà. La Casa del Pane. Poi tutti gli artisti domani a Simone Santa Maria. A tutti gli artisti domani, perché dobbiamo completare, c'è anche per voi un dono che è una pergamena. Siccome il segretario è un bolognoso, ancora non ha messo i nomi, domani la completiamo e
vi diamo questo ricordino a voi e anche alla casa 15, va bene? Allora abbiamo finito, mettiamo una musica per finire, abbiamo finito. Grazie, grazie, grazie. Domani c'è la processione alle 20:30. Ma soprattutto viva, viva, viva Sangalò! Viva, viva, viva Sangalò! Viva, viva, viva! La messa alle 19:30, il rosario alle 19, vero? Va bene, grazie, grazie, grazie.